Buongiorno a tutti. Caroman è un'oasi protetta nella quale bisognerebbe entrare in punta di piedi per non disturbare la fauna che vi trova rifugio. Nulla di male comunque passarci una giornata estiva di relax, magari facendo un picnic tra i scogli ai piedi della Madonnina o sulla spiaggia dove in primavera si trovano nidi e piccoli di gabbiani intenti a fare i loro primi passi. Nulla di male se al termine della giornata si prendessero i rifiuti prodotti e li si portassero al primo bidone disponibile. Forse anche si trovasse a casa propria e si dovesse fare la strada in vaporetto con la spazzatura nello zaino. Chiunque sia stato a ridurre in quel tratto di spiaggia in quelle condizioni in cui l'ha lasciato domenica sera, come minimo dovrebbe vergognarsene. Lo leggo da Chioggia Azzurra. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. L'altra sera a Sant'Anna, verso le 23, un uomo ha rubato dalla rastrelliera posizionata nei pressi del Pic Bar una bicicletta XP del valore di circa 1.600 euro. La bici non era chiusa, probabilmente il proprietario ha fatto affidamento sul fatto che stesse transitando gente, ce ne fosse ferma a parlare, che il luogo fosse illuminato e fosse attivo l'impianto di videosorveglianza. Nonostante tutto la bici è sparita, portata via da un uomo riconoscibile dai filmati che lo ritraggono in flagranza di reato. Il proprietario ha presentato regolare denuncia alla Polizia di Stato che ora sta verificando l'identità del ladruncolo. Lo stesso proprietario della bicicletta è propenso a ritirare la denuncia in cambio della restituzione della bicicletta rubata. Prima che la polizia gli bussi alla porta, al ladro converrebbe accettare la proposta. Lo leggo da Chioggia Azzurra. Filippo Destrieri, musicista di Legnano, trapiantato a Chioggia, è sempre stato considerato uno dei più valenti collaboratori di Franco Battiato, scomparso recentemente. Tastierista, lo ha seguito per una buona parte della sua carriera musicale. In questo momento sta vivendo la delusione di non essere stato invitato al concerto che si terrà all'Arena di Verona a settembre, quando saranno ricordati i 40 anni dall'uscita dell'album La voce del padrone, quello che lo lanciò al grande pubblico. All'epoca Destrieri era sul palco insieme a Battiato, già questo avrebbe dovuto valere l'invito, ma nel tempo non ha mai smesso di portare in giro la sua musica. Lo sfogo è stato fatto con un post su un social ed è stato accompagnato da commenti di sostegno e solidarietà. In Filippo resta l'amarezza di non poter onorare quello che per lui è il grande e geniale artista di tutti i tempi. Lo leggo su Legnano News. Il Covid comincia a riempire nuovamente le prime pagine dei giornali. Dopo un periodo in cui speravamo di averlo archiviato, ora lo ritroviamo nella minaccia di un cambio di colore delle regioni, alcune delle quali a partire forse già dalla prossima settimana, che potrebbero virare al giallo con tutte le restrizioni che ciò comporta. Il Veneto è una tra queste. Nulla è certo, comunque gli indici possono cambiare in velocità e il parametro che sarà tenuto in maggior considerazione sarà il numero dei ricoveri. Ora in terapia intensiva i pazienti tornano ad aumentare, non in modo significativo, ma in un modo che può sembrare preoccupante per l'andamento che potrebbe prendere la curva. Il motivo dell'aumento dei contagi sta nella variante Delta, che gli esperti ritengono essere la variante prevalente in Italia. Nel caso in cui le regioni dovessero cambiare colore, si presuppone che le misure restrittive da applicare sarebbero diverse tra le persone vaccinate e quelle non vaccinate. Probabilmente potrebbe diventare possibile l'accesso ai luoghi pubblici solo se in possesso del Green Pass. Ieri Zaia, presidente della Regione Veneto, dopo aver verificato che il trend settimanale dimostra un aumento dei casi dei focolai, con l'ordinanza 112 del 19 luglio ha ordinato che all'ingresso in Veneto, provenendo da alcuni paesi europei, venga effettuato il tampone molecolare o antigenico. Allo scopo, presso porti e aeroporti, gli organi sanitari dovranno organizzare presidi sanitari per poter effettuare in maniera volontaria tamponi a chi entra nel territorio della regione. Possono sottoporsi anche coloro che hanno il Green Pass. Il test diventa obbligatorio per gli operatori sanitari, come riporta il decreto legge di riferimento. I passeggeri delle navi da crociera prima di scendere sul molo, sempre test obbligatorio, e chi ha soggiornato e transitato da alcuni specifici paesi, elenco è di PCM del 2 marzo 21,
che dovrà inoltre sottoporsi a quarantena e tampone antigenico molecolare anche al termine della stessa. Le disposizioni di questa ordinanza saranno valide da oggi fino al 31 agosto. È tornata la pescheria Mare Blu. Offre una vasta scelta di pesce nostrano e allevato a mare con servizio di pulizia e spilettatura. Arrivi giornalieri garantiscono la freschezza. Pescheria Mare Blu a Borgo San Giovanni 342 è aperta dal martedì alla domenica con orario 7 e 13 e anche il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 19. Pescheria Mare Blu effettua consegna a domicilio nella zona di Borgo San Giovanni e accetta prenotazioni per pranzi e cene al numero 324 86 23 137. Venezia. Ca' Foscari con i suoi 23.000 iscritti accede ai grandi atenei, la categoria in cui rientrano le università tra i 20.000 e i 40.000 iscritti. L'università si pone al secondo posto della categoria comunicazione e servizi digitali. Cresce anche la possibilità di accedere velocemente a un'occupazione per i laureati presso l'Ateneo. Lo IUAV si conferma invece al secondo posto dei politecnici i più validi in Italia, alle spalle solamente di Milano. Al primo posto invece per l'internazionalizzazione. Lo leggo sulla Nuova Venezia. Cortellazzo. La Capitaneria di Porto di Venezia ha comunicato che la nave portacontainer Carla Liv, che nei giorni scorsi si era incagliata al largo di Cortellazzo, è stata sottoposta a fermo amministrativo. Dopo l'ispezione effettuata a bordo dal personale della Capitaneria di Porto, un nucleo Port State Control, che è specializzato nelle verifiche attinenti alla sicurezza delle navi mercantili italiane ed estere. La nave che si era incagliata all'uscita del porto era stata disincagliata grazie all'intervento dei piloti del Porto di Venezia e del servizio di rimorchio, coordinati dal personale della Guardia Costiera. L'atto è stata una conseguenza dell'incagliamento e le difformità riscontrate non sono comunque gravi. La nave batte bandiera Marshall Island e solo quando lo Stato di bandiera avrà condotto apposite verifiche sullo stato di sicurezza e dopo che sarà stato lo stesso rivalutato da parte della Capitaneria di Porto, verificando che tutto sia in ordine, la nave potrà riprendere la sua rotta verso Trieste. I bagnanti di Cortellazzo quindi godranno del panorama offerto dalla nave ancora per qualche giorno. Lo leggo dalla Nuova Venezia. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Venezia. Nella mattinata di ieri si sono formati 5 km di coda nella A57 in direzione Milano a causa di un incidente che ha visto coinvolti 3 mezzi pesanti e altrettanti chilometri di coda nella corsia opposta in direzione Trieste a causa dei troppi curiosi. Sul luogo dell'incidente, oltre alle pattuglie dell'autostrada, sono intervenuti vigili del fuoco con un autogru, il SUEM 118, personale mezzi del soccorso meccanico e di concessioni autostradali venete, con il coordinamento del centro operativo della società autostradale di Mestre. Sciopero. Per la sera di venerdì 23 luglio è stato proclamato uno sciopero a livello nazionale che potrà interessare anche il personale di ACTV AVM, dei servizi di trasporto di navigazione, tranviario automobilistico urbano ed extraurbano. Il servizio People Mover di collegamento tra Piazzale Roma, Stazione Marittima e Tronchetto invece sarà regolare. La fascia oraria di interesse dello sciopero è dalle 20 alle 24. Nel servizio navigazione verranno garantiti i collegamenti minimi. Per maggiori dettagli comunque consultare la locandina specifica. Vari punti dello sciopero, non ci sono previsioni di adesione per la sigla sindacale che lo ha indetto. Padova. Una baby gang conta tra i suoi affiliati un bambino di 11 anni. Si tratta di un gruppo dedito in rapina ai danni di coetanei nel parco. La scorsa settimana la banda ha rapinato 2 ragazzi dodicenni in un parco pubblico di Padova. Le vittime sono state costrette a consegnare ai piccoli malviventi i 50 euro di cui erano in possesso. I carabinieri della stazione di Vigo d'Arzere in provincia di Padova, dopo la denuncia, hanno in breve individuato e denunciato i responsabili. Si tratta di 3 minorenni, 2 di 14 anni e un bambino
bambino di 11. Il terzetto è stato denunciato per rapina. Incredibile anche il modus operandi della piccola banda, prima teso in un agguato i loro 2 coetanei ai giardini pubblici, poi sotto pressioni e minacce, anche brandendo un coltellino multiuso, alle 2 vittime è stato intimato di consegnare 50 euro. I 2 ragazzini hanno raccontato a causa tutto quanto l'accaduto e in seguito è quindi scattata la denuncia. I 3 responsabili sono stati segnalati al Tribunale di minori. Il più piccolo non è nemmeno imputabile a causa della giovanissima età. Adria. Ieri mattina i vigili del fuoco sono dovuti intervenire all'interno di una proprietà privata in Adria per salvare un gattino dalla furia di 2 pastori del lago Rai. Il micio si era rifugiato sotto un albero all'interno del recinto in cui si trovavano i cani, uno dei quali è seguito da un educatore cinofilo. Nemmeno la proprietaria riusciva ad entrare nei confini dove c'era il cane e che non si riusciva a contenere. Allertati subito i vigili del fuoco della stazione di Adria, sono intervenuti subito e hanno portato in salvo il gattino. Per sensibilizzare verso la donazione del midollo osseo, nel Veneto si farà un tour regionale con tappa nei capoluoghi di provincia, per far conoscere l'importanza di questo gesto che potrebbe salvare una vita. L'Associazione Donatori di Midollo Osseo coinvolgerà gli abitanti dei capoluoghi ponendo l'accento sull'importanza di entrare nel registro dei donatori perché appartiene alla fascia dei 18 ai 35 anni. Sarà l'ambasciatore di ADMO Veneto a percorrere in Veneto in bicicletta per toccare le sedi provinciali di ADMO e i centri trasfusionali. Si tratta di Massimo Bracconi, detto il Brac, e divulgherà le informazioni corrette raccontando testimonianze, sfatando paure e cercando di toccare le corde della sensibilità della persona. L'inizio del tour è il 21 luglio, l'ultimo giorno è il 28. Il percorso sarà ripreso da un cameraman che documenterà con foto e video. Uno degli eventi di oggi è la natura spiegata a mio figlio al Giardino San Michele, a cui si accede dall'ingresso della Polizia di Stato. L'associazione ambientalista Amico Giardiniere organizza un incontro in cui verrà spiegata ai più piccoli la botanica. Il corso inizierà dalle 17:30 alle 19 ed è indispensabile prenotare. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 20 luglio, è la farmacia Star Pharma in via Madonna Marina, vi saluto, vi ringrazio e se volete passate in negozio. Ciao a tutti!